Il pino di Grazia Deledda, comunemente conosciuto come supinu, era un albero secolare di grandissime dimensioni che si trovava nelle tenute di proprietà della famiglia Deledda. La scrittrice sarda, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura, ha raccontato della località in tantissime lettere, romanzi e novelle. Sotto l'ombra di questo maestoso albero, Grazia Deledda trovava ispirazione e si rifugiava per contemplare e scrivere. Nelle sue opere, la giovane scrittrice descrive l'area in maniera dettagliata ed accurata. Il pino si ergeva sopra un rialto rotondo in pietra e oltre al maestoso albero erano presenti alcune piante di fico, una vasca per la raccolta dell'acqua, una vigna, un piccolo orto e una casetta in pietra. Purtroppo l'intero luogo, col passare degli anni, è stato abbandonato a se stesso e tantissimi elementi caratteristici, descritti dalla scrittrice, sono rimasti in balia del degrado e dell'incuria. Il pino, ultimo superstite di questo abbandono, è morto ed è stato abbattuto. Il giorno del suo abbattimento ci siamo promessi di rivalorizzare il luogo, dando il via ad un nuovo progetto, il Pino di Grazia Deledda, un parco realizzato interamente da volontari. Un progetto che prevede la riqualificazione completa degli spazi narrati dalla scrittrice Premio Nobel. Il nuovo parco sarà aperto a tutti e potrà essere inserito permanentemente all'interno degli itinerari deleddiani. I volontari sono già all'opera e con passione ed dedizione tantissimi lavori sono stati svolti. Questo grazie anche all'aiuto di tante aziende locali che hanno deciso di unirsi e dare una mano in questo importante progetto di valorizzazione del territorio. Chiunque può partecipare alla realizzazione del parco. Puoi contribuire devolvendo il tuo 5 per 1000 ad Ortobenessere Onlus, oppure partecipa alla raccolta fondi presente sul sito www.ortobenessere.com.